Credo che sia veramente un grandissimo successo del sistema di protezione civile di questo Paese, di cui ringrazio il Governo e ringrazio soprattutto i nostri uffici che hanno lavorato con i nostri sindaci indefessamente in questi giorni. Saranno utilizzati per il ristoro dei danni subiti dalla costa in occasione dell'ultima mareggiata, ma anche per il contrasto e la prevenzione del dissesto idrogeologico del territorio. Dei 385 milioni di euro destinati dal governo per i prossimi 3 anni alla Liguria nell'ambito del progetto Proteggi Italia, 150 milioni dovranno essere investiti subito e spesi rapidamente per ripristinare le situazioni più colpite entro Pasqua. A questi fondi, relativamente al 2019, si devono sommare quelli già stanziati e ripartiti, cioè gli 8 milioni concordati con un emendamento alla legge di stabilità per le opere di difesa a mare e i 6,5 milioni legati al riconoscimento dello stato di emergenza dopo il maltempo di fine ottobre. Grazie a questi, per esempio, è stato possibile far partire subito i lavori di ricostruzione della strada provinciale per Portofino. La Regione però adesso ha intenzione di avvalersi della collaborazione di tutti i soggetti intermedi per i ristori a privati e attività produttive e commerciali. Il lavoro da fare è impegnativo, per questo la struttura regionale ha già iniziato a lavorare per produrre entro 20 giorni una proposta di riparto. Il Governo, lo ringrazio, ha riconosciuto il gigantesco lavoro fatto dai nostri uffici di protezione civile delle infrastrutture per censire tutti i danni fatti in Liguria dall'enorme mareggiata che ci ha colpito alla fine di ottobre. Sono più di 300 milioni di euro che spenderemo attraverso la struttura commissariale dell'emergenza e quindi con modelli e incarichi semplificati, quindi con grande velocità, e ci consentirà di dare una risposta non solo totalmente alle somme urgenze già coperte dai comuni, ma anche a tutti i danni rimanenti, le passeggiate a mare di moltissimi paesi, le scogliere, le difese, tutto quello di cui c'è bisogno per oltre 115 milioni di euro già a partire dai prossimi giorni. Entro 20 giorni sarà pronto il riparto e ci consente di risarcire per la prima volta anche i danni ai privati nel corso dell'anno o immediatamente nei mesi successivi all'evento calamitoso.